Madonna che leggera che è. Alex. Ah no, ok. Che brutto. È strano, vero? E così, completamente a caso, ci ritroviamo in sella ad una Yamaha MT-07 con il cambio automatico YMMT. È la prima volta che guido anche, tra l'altro, un MT-07 in generale, quindi partire con una moto di questo tipo è abbastanza particolare. Diciamo che recensioni da MT-07 o video di guida in generale probabilmente ce n'è una marea online, quindi a parte magari dare una breve carrellata su quelli che sono i dati di guida generici, magari faremo un focus in particolare sul cambio automatico, che da quanto ho visto fa tanto discutere ultimamente i puristi. Ora, molto rapido, molto rapido. Allora, per me che sono molto robusto, 1,86 m di altezza, oddio santo, questa cosa che non c'è da... mi fa sbarellare. Madonna, che strana. Per uno che è 1,86 come me, bello in carne e tutto, direi che la moto non è neanche male come spazio disponibile per il pilota. C'ho le gambe che, se sto tipo con il palmo del piede sulla leva, sto bello comodo, non è neanche troppo caricato in avanti. La sella è un po' dura ma spaziosa. La triangolazione, busto, gambe, tutto il resto molto buona, quindi direi niente male. Direi che come moto tipo per andare ogni giorno a lavorare e così via ci sta, soprattutto per il cambio automatico, come vedete in andatura tranquilla lei fa tutto quello che deve fare, quindi non male. Come seconda moto direi che potrebbe essere un bel mezzo. Tra l'altro la freccia in questo caso, a differenza della Tracer 9 che ha lo stesso blocchetto di comandi, in questo caso è entrata automaticamente, quindi mi fa pensare che probabilmente ha veramente un rientro automatico dell'indicatore di direzione. Lo spazio per il passeggero secondo me è il giusto per trasferte brevi, per trasferte più lunghe la vedrei un po' di difficoltà. La moto è piccola, molto agile, la si sente che è molto agile. Buona anche la ripresa, non male, direi la spinta che offre questa piccola MT, che poi tanto piccola non è. Dicevo prima con un mio amico che sta guidando con noi nel gruppo, con la sua per modo di dire, MT-09, sempre col cambio YMT, anzi scusate, che per essere una moto che alla fine è quella che potenzialmente si può prendere un neopatentato, no? Passando dalla A2 alla 3 non è piccola, Ora parliamo di questo cambio automatico. Come ci ha spiegato il buon Fabio Meloni nel briefing pre-partenza, questa moto può essere utilizzata a ridaglie, a cercare la frizione, può essere utilizzata in due modalità. La modalità totalmente automatica, dove praticamente qua davanti c'è il tastino automatico manuale e la moto fa tutto lei. La mano sinistra di fatto non si usa soltanto la leva di destra e il pedale di destra. La leva a sinistra e il pedale di sinistra non esistono, non ci sono, e fa tutto lei. Altrimenti si chiude il gas, si preme il tastino e allora la moto inizia ad essere una semi-automatica. Perché dico semi? Perché non c'è frizione da attuare e quindi niente frizione, ma qua al comando di sinistra c'ho un tastino del meno e un tastino del più. Adesso siamo in sesta, meno scalo, e con l'indice invece aumento di marcia. In questo caso la moto non scala da sola, da quello che ci ha detto. Adesso vedremo se arriverà effettivamente al limitatore. Yamaha in questi test ride
è veramente veramente molto molto efficace, perché ci tiene alla preparazione, ci tiene ad essere accogliente nei potenziali clienti, con i potenziali clienti, quindi sempre molto brava Yamaha. Adesso non so se anche nei punti vendita così, non ci ho mai avuto a che fare, però mi ha sempre, in questi test ride mi ha sempre dato una buona impressione. Adesso vediamo se cambia in automatico. La moto non cambia in automatico, dobbiamo andare noi con i tastini. Però ne ha, questa 07, non credevo. L'ho sempre reputata una moto un po' fiappa, a vedere i dati di scheda tecnica, però non male, non male. Ma via, sta piovendo. Anche lo scarichino sa il fatto suo, per essere totalmente originale. E direi che tutti i comandi in generale sono ben posizionati, perché con le dita bene o male arrivi un po' ovunque. Ora vorrei capire la mappa motore come si cambia. Mode? Sì, ok, passati in modalità sport. Una volta che capisci bene dove sono i comandi, e anche, cioè, fa conto che se sei magari sulle statali in trasferta tra un passo e l'altro, allora track, passi in automatico, sei lì rilassato e fai il tuo. Se invece arrivi all'inizio del passo, all'inizio di una X strada tortuosa, tra l'altro penso che sia anche molto efficiente nei consumi questo cambio automatico, perché decide bene quando cambiare. Tra l'altro in automatico decidi volendo anche se scalare o meno. Metti che magari vedi che sta provando a 6, sei ancora in quinta, track, giù 2 marce e via, sei a posto. E dicevamo, trasferta di statale, butti in automatico, fa lei tutto quello che deve fare e via, sei a posto. Non ti stanca neanche il fatto di dover cambiare di continuo con la frizione, perché non c'è. Adesso proviamo anche nel tipico tratto di rotonda. Tra l'altro, come vedete, adesso in una rotonda lei ha cambiato in automatico, cosa che normalmente non si fa, ma con il gas dedicato alla fine sì, però Cristo, con il gas dedicato alla fine si è riusciti a far tutto. E la Madonna, qua ci si ferma, come mai? Spero non sia successo niente, visto che di mezzo c'è anche un mio amico. E via, tutto a posto. Via.
Insomma, che dire di questa MT-07? La MT-07 di per sé non me l'aspettavo, è la prima volta che la guido, ho sempre vista da tutte le parti, ma non c'ero mai salito in sella e mai guidata. E direi che come seconda moto per farsi girettino domenicale o per andare a casa a lavoro è un bel mezzo, perché non è così fiappo come si dice. Ha la sua copia, essendo un bicilindrico in linea, e di questo cambio automatico Yamaha direi che è ben fatto. Cambiate rapide, precise, poco effetto scatto, no? Quindi avete fatto un bel lavoro Yamaha, complimenti. La casa di Wata del Diapason l'ha fatta di nuovo. Bene, detto ciò ragazzi, direi che con questo video è tutto. Se vi piacciono contenuti come questi mettete un like a questo video e seguitemi, potete andare anche a visitare il mio sito, trovate tutti i link in descrizione e basta. E ci vediamo alla prossima!